Ma buonasera a tutti amici, da Napoli all'87 è Luigi Lanzilli e forza Napoles. Siamo allo stadio San Paolo, come vedete alle nostre spalle, ragazzi. Sto San Paolo. San Paolo. Una partita importante per i nostri ragazzi. Un'intervista a testa. Farò prima la domanda io a Napoli. Napoli, cosa ti aspetti da questa partita? Cosa mi aspetto? Che speriamo che possiamo batterli. Sarebbe un'impresa storica battere Barcellona. Poi non so quando ricapita giocare con il Barcellona e se riusciamo a battere un Barcellona è tanta roba, ma non tanta roba che rubiamo come la Juve, ma tanta roba che facciamo male. Vi dico, questo cappello se l'è comprato appena adesso, e guardate qua, l'ha comprato appena adesso, è uscito pazzo dalle store del Napoli, e guardate qua come sta bene. Grazie. Grande. Ragazzi, tu cosa ne pensi della partita? Io penso che sia una partita difficile, ma abbiamo già dimostrato che possiamo vincere con chiunque. Sì, perché abbiamo battuto il Liverpool, no? Come tu ricordi, nei gironi di Champions. Sappiamo affrontare le squadre difficili, in Coppa siamo difficili. E poi penso che Gattuso ha dato una bella compattezza. Una bella compattezza, ma in Coppa siamo imbattuti, Napoli. Sì, perché comunque nella Coppa Italia l'abbiamo perso, l'Inter nelle partite importanti il Napoli si è sempre dimostrato una bella squadra, perché con l'Inter che ci aspettavamo una delusione, sia mia che tua, no? Aspettavamo un grande delusione. Con le grandi squadre il Napoli lo vedo che caccia carattere. Carattere. Invece con la Juve l'abbiamo cacciata tanto. Ma lo sai perché secondo me con le piccole non caccia il carattere? Perché secondo me il Napoli fa un gioco difensivo e poi parte di contropiede. Giocando con il Lecce fa lo stesso gioco del Napoli. Allora il Napoli si sbilancia. Sì, perché quando manteniamo il pallino del gioco noi, secondo me, abbiamo più in difficoltà. Questa è una squadra che comunque è composta da campioni, che comunque non possiamo mettere. Anche noi abbiamo quasi due squadre, perché comunque la panchina ci sono i giocatori importanti, non è che giusto. Io spero che abbia più spazio Lozano, perché Lozano penso che sia in tribuna. Sì, perché dicevano c'è anche qualche voce di mercato. Sì, perché Lozano sarà in tribuna, anche perché il mister Gattuso sembra che l'abbia bocciato. Per quanto riguarda proprio, abbiamo fatto cappello e cappello, è una cosa da video, però penso che l'abbiano bocciato a Lozano, Gattuso abbia bocciato Lozano. Sembra che voglia stare in tribuna, però queste erano le ultime notizie che mi sono arrivate poco tempo fa. Però ragazzi, c'è Mertens che è l'uomo della Champions. Sì, poi c'è Insigne che sogna un gol col Barcellona, anche lui l'ha detto. Secondo me io prevedo un 3-1, anche Luigi mi sembra a 2-1, 3-1, vai dai, ci sono anch'io per un risultato positivo. Se non prendiamo gol è meglio. Guardate che bello stadio, ragazzi, già si sta affollando. Se non prendiamo il gol è meglio ancora. Ancora è meglio ancora. Però con l'attacco che c'ha il Barcellona, un gol sì. Ma tu che pensi, giochi Vidal? Vidal gioco, ha provato pure il campo, l'ho visto in allenamento. Quindi Messi, Griezmann, Vidal? Sì, dal dietro le punte. Ragazzi, noi stiamo bevendo pure una birra. Una birra a tennis. Naturalmente, perché comunque mi fa male la cava sul Barcellona, non capire. Dici che fu e basta. Dobbiamo vedere di fare un bel risultato. Io ci spero e ci credo, perché sono qui al San Paolo proprio perché ci credo nel Napoli, che riusciamo a spaccare un culo sul Barcellona e ora hanno 3 paelle e un mandiamo a casa. 3 paelle, guardate un po' l'atmosfera che sta già respirando. L'atmosfera, guardate pure allo stadio, ragazzi, ci sono già le persone. Stanno facendo i cazzo loro, comunque. Avete visto l'atmosfera del San Paolo? Bellissima, siamo al sold out. Io e Napoli l'87 auguriamo al Napoli una grande vittoria e forza Napoli sempre. È sempre forza Napoli. Mettiamo cappello e cappello, se ci allontaniamo un po' vedete il sole. Solo Dream. Forza Napoli. Forza Napoli.